terza corsa è la seconda delle prove del challenge per i Gentleman Italia USA. 7 dietro la macchina, l'1 British Matley, Anthony Beltrami, 2 Argentina Lux, Scott Kepler, 3 America di Risaia Filippo Monti, 4 Cupido GSO Gio Faraldo, 6 Cesare dei Veltri Matteo Zaccherini, in seconda fila 7 Ushuaia de Ariel Alan Schwarz, 8 Zenox B Carlo Ballotta. Favorita America di Risaia, numero 3 Filippo Monti. Macchina che accelera, problemi per Cupido GSO che si riprende. Partiti con America di Risaia, facile al comando, attaccata al largo da Cesare dei Veltri che prova ad impegnarla. America che difende lo steccato, Cesare che insiste con decisione all'esterno, rientra però America di Risaia, l'avversario si installa al comando. Terza posizione per Argentina Lux che precede British Matley, quindi Ushuaia de Ariel, poi Zenox B alla retroguardia, Cupido GSO che risbaglia. 14,7 per i primi 200 metri di corsa, si completa il primo quarto in 30,3. America di Risaia in vantaggio, in seconda posizione Cesare dei Veltri, in terza segue sempre Argentina Lux che precede British Matley e i 600 sono passati in 47,1. Passaggio davanti alle tribune con America di Risaia che ha graduato il ritmo, attende le mosse degli avversari che per il momento non ci sono, tutti in fila indiana dopo un giro di corsa passato in 1-2,5. America in vantaggio, sposta British Matley dalla quarta posizione che trova sulla sua strada un anticipo da parte di Cesare dei Veltri che sposta da secondo in corda e va all'attacco di America di Risaia. Guadagna allora lunghi birilli Argentina Lux. Il primo chilometro viene passato in 1,18. America di Risaia si difende al comando, Cesare dei Veltri attacca con decisione al largo, mette qualcosa avanti all'avversaria, insiste Cesare dei Veltri che è molto aggressivo su America di Risaia e passa a 400 metri dalla conclusione. Cesare che è passato è inseguito da British Matley che cerca di passare in seconda posizione su America di Risaia. Cesare dei Veltri in fuga su America e British, la retta d'arrivo per Cesare dei Veltri che è in vantaggio con 3 lunghezze nei confronti di British Matley che prova ad andarla a riprendere, si allarga un po' Cesare dei Veltri, Cesare in vantaggio, recupera British, Cesare ancora davanti, arriva British Matley, 2 testa a testa sul palo, strettissima, con Cesare dei Veltri che si è difeso allo steccato, British Matley che è finito al doppio della velocità, 29,3 a chiudere 1,15,8 ragguaglio cronometrico, foto strettissima per la vittoria tra Matteo Zaccherini e Anthony Beltrami che ci ha creduto fino alla fine. Cesare dei Veltri che è peggiorato un po' di meccanica, è venuto su in arrivo, arriva a 100 all'ora British Matley che lo agguanta e vediamo se sul palo lo riesce a pizzicare. Si difende Cesare, arriva British sul palo, bruttissima, con Cesare dei Veltri che si è difeso da British Matley. C'è foto per l'ordine d'arrivo con leggerissima preferenza per Teo Zaccherini, Cesare dei Veltri, Andrea Vitagliano, la scuderia Limitless.